Mercoledì 29 gennaio il teatro Tullio Serafin ha ospitato per la prima volta la prestigiosa cerimonia di consegna delle benemerenze del CONI per la città metropolitana di Venezia, portando a Cavarzere le eccellenze dello sport locale e confermando il ruolo centrale della città nel panorama sportivo veneto. È un grande orgoglio per noi che il CONI provinciale abbia scelto Cavarzere appunto come teatro per premiare gli atleti meritevoli. Noi ci siamo impegnati molto per lo sport, sia con investimenti strutturali, ricordo ad esempio 1.570.000 che siamo riusciti a portare a casa con i piani urbani integrati che sono già in opera, nel senso che stiamo rifacendo la gradinata, il campo da calcio e il campo da padel dell'impianto di Via Spalato, ma abbiamo grosse novità in pentola perché Cavarzere ha già attivato l'iter per essere considerato città dello sport a livello europeo grazie ad ACES, che è appunto questa collaborazione con l'Europa, e questo deve essere una spinta non perché abbiamo la città più bella del mondo per quanto riguarda le strutture sportive, ma per invogliare anche tutti gli stakeholder del settore a investire e a cercare di massimizzare l'offerta. Grazie al nostro referente di Chioggia Cavarzere Econa, Matteo Perini, siamo riusciti con un lavoro di squadra, congiuntamente poi anche agli altri rappresentanti territoriali, di selezionare Cavarzere anche per la bellezza del suo teatro, come si vede. Ecco. Come ruolo del CONI non abbiamo dei fondi specifici per il funzionamento. Sicuramente la legge sullo sport ha portato un aggravio di costi per le società sportive. Tranquillizzo il signor Sindaco e l'assessore che hanno fatto, credo, richiesta all'ACES Europa per essere riconosciuti e passare l'esame per essere riconosciuti città europea dello sport. Lunedì abbiamo fatto la conferenza stampa di chiusura perché il 24 in Regione Veneto, la Regione Veneto è la Regione Europea dello Sport, è andata molto bene. Io sono molto amico di Lupo Lupatelli, quindi tranquilli, passerete. Quindi grazie, passiamo alla cerimonia.